Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Presidente incontra i cittadini di San Giovanni in Fiore nella sede del PD locale e ribadisce la volontà di andare avanti, ho fiducia nella giustizia. Biondo e Sposato giudicano il 2018 un anno complicato senza grandi cambiamenti e l'anno che verrà sarà pieno di ombre. Imponenti misure di sicurezza per garantire ai cittadini di godere della festa, novità anche nella viabilità. Un vero e proprio Arachiri per il Crotone che nell'ultima sfida dell'anno con Stroppa in panchina dopo un ottimo primo tempo si fa raggiungere e superare nella ripresa, incappando nell'ennesima sconfitta in Serie C. Bene Catanzaro e Vibonese, pari della Regina, KO il Rende. Allora, buon pomeriggio, grazie per averci preferito. Questa è l'ultima edizione delle 14.30 per quanto riguarda l'anno solare del 2017 che tra poche ore cederà il passo al 2019. È stato un anno difficile, complicato, molte cose sono accadute in Calabria, ma le vedremo nel corso del nostro telegiornale. Però gran parte dell'edizione è dedicata al momento della festa, c'è l'appuntamento, il cenone, il ritrovarsi in famiglia, i momenti di spettacolo con i concerti a Reggio Calabria, a Crotone, a Cosenza, e noi dovremmo essere collegati proprio con Gianluca Pasqua che si trova per noi Piazza dei Bruzzi, siamo a Cosenza dove è stato allestito il palco e in compagnia dovrebbe esserci anche la questora di Cosenza. Gianluca, allora che aria tira? Fa freddo naturalmente, no? Buon pomeriggio direttore. Sì, aria davvero fredda, molto umida, temperature che non sono bassissime ancora, 10 gradi però scenderanno come sono scese già nelle notti precedenti, quasi vicino allo zero, quindi sarà un motivo in più per stare tutti accanto, uno vicino all'altro per riscaldarsi a vicenda. Sul palco ci sarà Carmen Consoli prima, poi Fabri Fibra, artisti diversi rispetto alle scorse stagioni, ricordiamo il concerto di Scancananzi che aveva riunito un po' di generazioni, qui si punta soprattutto con Fabri Fibra sulle giovani generazioni. L'anno scorso 70.000 persone, dicevamo con il questore di Cosenza Giovanna Petrocca, quest'anno si basa tutta la macchina organizzativa e della sicurezza su questi numeri importanti che arriveranno qui a Corso Mazzini da tutta la provincia di Cosenza e forse anche da tutta la Calabria. Sì, aspettiamo una massa di giovani soprattutto, quindi credo che i numeri saranno importanti. Abbiamo cercato di prevedere tutte le possibili problematiche che si possono verificare e la macchina della sicurezza è partita, abbiamo impiegato quasi 100 appartenenti alle forze dell'ordine, più 200 steward messi a disposizione dal Comune e quindi diciamo, siamo abbastanza tranquilli per lo svolgimento della serata. Speriamo che il tempo aiuti la manifestazione, quindi noi siamo pronti per accogliere tutte queste persone che vorranno divertirsi, considerato che Cosenza quest'anno è la piazza più importante, forse l'unica piazza dove si tiene un concerto di queste importanza e dimensioni. Quindi io faccio un appello a tutti affinché la manifestazione si svolga nella massima tranquillità, senza eccessi che potrebbero rovinare la serata e creare quindi sia problematiche che dispiaceri. In questo momento state effettuando la bonifica nei vari punti, nei vari varchi? Sì, stiamo effettuando la bonifica, c'è un pool composto da funzionari e da appartenenti alle forze dell'ordine più le persone diciamo, del comune, inviate dal comune, dal sindaco per i vari ingegneri, geometri, tutti quelli preposti alla viabilità che stanno verificando le misure di sicurezza poste in essere sia per evitare possibili rischi dal punto di vista terroristico che purtroppo è una minaccia che dobbiamo sempre considerare, quindi l'installazione dei New Jersey, delle barriere e soprattutto abbiamo fatto molta attenzione a prevedere una cosa importantissima che sono le vie di fuga che sono state segnalate dal Comune con degli appositi striscioni che non so se si può inquadrare, ecco, che sono appunto degli elementi fondamentali per lo svolgimento in sicurezza di ogni manifestazione, ma in particolare di queste manifestazioni che prevedono una gran massa di gente. Qualche consiglio particolare sull'afflusso? L'orario sono le 12:30 all'inizio del concerto di Carmen Consoli, ma già da prima di mezzanotte molti passeranno qui, trascorreranno qui la mezzanotte.
Sì, io penso che che comincerà l'afflusso intorno alle 21:30, quindi di fare con calma senza creare diciamo, problematiche per l'accesso alla piazza. La piazza è molto grande, sono state coinvolte anche le vie limitrofe come Corso Mazzini e qui l'altra strada adiacente a Piazza dei Bruzzi, perché teniamo presente che ci saranno anche altre 2 piazze coinvolte nello spettacolo di questa sera. Piazza Bilotti con la radio in diretta, intrattenimento radio in diretta, e Piazza 15 Marzo nel centro storico con altre manifestazioni musicali, con un DJ, quindi diciamo che le piazze coinvolte sono comunicanti come vie di accesso, di conseguenza raccomandiamo la massima calma sia nell'accedere che nel deflusso. Gianluca, ecco, infatti è un Capodanno diffuso come... Sì, dimmi direttore. Volevo approfittare della presenza della Questora di Cosenza per chiedere, è da poco tempo che come dire, è alla guida della Questura di Cosenza, vorrei chiedere che idea si è fatta della provincia, che istantanea può restituirci? Allora, il direttore chiede naturalmente a Giovanna Petrocca, che qui a Cosenza da un lasso di tempo relativamente breve, che idea si è fatta, che fotografia ha scattato di questa provincia, di questa città a fine 2018? Io penso che Cosenza sia una bellissima città innanzitutto. Io pur essendo calabrese non la conoscevo moltissimo perché sono di Crotone, quindi insomma Cosenza non è una città che ho frequentato molto, però ho trovato una città molto bella, molto curata in certi aspetti, sotto certi aspetti, e molto viva soprattutto. E chiaramente è una città con tutti i pregi, i difetti e le problematiche delle nostre città del sud. Speriamo che che con questo 2019, l'anno prossimo ci ritroviamo qui a parlare solo dei pregi di Cosenza e quindi speriamo bene, insomma. Grazie. Direttore, se è tutto per il momento, ci vediamo poi da un altro punto del corso, perché qui i preparativi fervono, non si sono fermati un attimo, neanche durante la nostra diretta un camion ha fatto su e giù, il palco è stato montato, le prove anche del gruppo musicale che si libererà stasera e quindi siamo pronti anche a sentire magari la gente in giro per Cosenza, le aspettative per questa serata magica che si vivrà a Cosenza, e parleremo anche delle altre piazze e degli altri appuntamenti in Calabria. Intanto vorrei ringraziare la Questora di Cosenza, i poliziotti che l'accompagnano, perché è stata gentilissima a prestarsi a questo nostro collegamento, ci ha dato delle informazioni che riguardano appunto la sicurezza. Grazie da parte nostra. Gianluca, sì, grazie, magari direttore. Puoi ringraziare la prefetta. Sì. Va bene, allora ci sentiamo fra pochissimo. Poi ci dai qualche informazione per quanto riguarda invece la viabilità, Per quanto riguarda la viabilità, Gianluca, perché è quello che poi interessa i nostri cittadini, come arrivare, quelli che vogliono seguire il concerto, perché c'è anche altra gente che rimane a casa a festeggiare il Capodanno in famiglia. Dicevi, Gianluca, ti ho sentito. A fra pochissimo allora. Sì. A fra poco. Allora noi andiamo avanti col nostro giornale, non so se possiamo vederla, ma c'è già la prima neve in Sila, avete visto, l'avete letto, avete visto anche dal nostro meteo l'arrivo di questa perturbazione che porta freddo e neve, già prima neve in Sila, speriamo che sia una sorta di toccasana per il turismo che c'è, che deve esserci in una località così bella come la nostra Sila, a Camigliatello, a Lorica. Non so se le abbiamo queste immagini, sono arrivate da pochissime, se ci sono le possiamo mandare in onda. Ecco, stanno arrivando perché la nostra troupe è rientrata da poco, ha fatto un giro in Sila, riprendendo questa prima soffice, questo primo soffice bianco che si è adagiato su questo scenario spettacolare che è appunto la nostra Sila, che meriterebbe forse più attenzione e dovrebbe essere uno dei polmoni vitali della nostra economia, ma purtroppo spesso le buone intenzioni non si traducono in fatti concreti. Se ci sono è bene, se no andiamo avanti. Eccole.
Paesaggi da cartolina sulle vette calabresi. La neve, attesa dagli amanti della montagna, è caduta sulle principali località turistiche di Sila, Pollino e Aspromonte. Dopo un Natale avaro di precipitazioni, dunque, sarà questo un capodanno imbiancato. Sul versante cosentino nevica a Camigliatello e a Lorica, ma la neve ha fatto la sua comparsa anche sul versante crotonese e su quello catanzarese dell'altopiano. Nevicate anche a Gambari ed Aspromonte e sulle cime del Pollino. Le previsioni anticipano altre precipitazioni nelle prossime ore, così sorridono gli operatori delle maggiori località turistiche della regione, che sperano che il manto consenta l'apertura degli impianti sciistici e dunque un possibile pienone di turisti. Intanto da qualche giorno anche gli impianti di Lorica sono aperti e così la cabinovia è a disposizione di chiunque voglia salire sulle vette di Botte Donato. Per quanto riguarda la viabilità non si segnalano difficoltà sulle principali arterie della Calabria. La A2 del Mediterraneo è regolarmente percorribile, solo qualche rallentamento per neve o ghiaccio sulle strade interne, come la statale 107 Silana-Crotonese. E qui, come al solito, i problemi di viabilità ci sono, alcuni automobilisti ce li hanno segnalati proprio prima di andare in onda col nostro giornale. Si chiude il 2017, diamo uno sguardo a quanto è accaduto in questo anno in Calabria, dominato purtroppo anche dal sangue lasciato sull'asfalto dalla criminalità organizzata, ma sangue anche dovuto alle tragedie che si sono verificate. Il pensiero va per esempio a quanto accaduto alle Gole Raganello, oppure alla morte della mamma con i 2 bambini in occasione del forte maltempo che si è abbattuto su Lamezia Terme. Ma ci sono anche altri episodi che riguardano le inchieste giudiziarie, la DDA, quello che il procuratore Grattieri sta portando avanti da tempo. Ma abbiamo fatto una piccola cartolina, un sunto velocissimo su quello che secondo noi sono stati i fatti più importanti, partendo proprio da un esempio interessante che è quello del referendum col quale è stato sancito la nascita della città unica Corigliano-Rossano, così come è avvenuto per Casal del Mango. Ma facciamo il punto. Nasce la città unica Corigliano-Rossano. L'incendio nella tendopoli di San Ferdinando. L'autobomba di Limbadi con l'uccisione di Matteo Vinci. La condanna definitiva di Giuseppe Scopelliti. Inaugurato il ponte di Calatrava. Inchiesta di Calabria Verde. Il Cosenza promosso in Serie B. La tragedia del Raganello. L'inchiesta sul Lucano. Morti soffocate dall'acqua a Lamezia. Il Presidente della Repubblica San Demetrio Corone. La dottoressa aggredita a Crotone. Scura lascia la Calabria. Inchiesta Lande desolate. Naturalmente riferimento al 2018, non come avevo detto prima 2017, ero in ritardo di un anno, comunque 2018, ma sono tanti altri gli avvenimenti. Abbiamo cercato di fare un piccolo sunto, un flash, ma avremo modo nei prossimi giorni di farvi vedere uno speciale che abbiamo realizzato e che fa proprio riferimento a tutto ciò che i calabresi hanno vissuto in quest'anno, che va a chiudersi tra qualche ora e che ci lascia un amaro in bocca per quello che poteva essere per la Calabria, magari e non è stato, per quelle che erano le aspettative dei cittadini che non si sono ancora tramutati in possibilità. Poi c'è la tristezza enorme dei tanti giovani che ogni anno lasciano la nostra regione, la crisi occupazionale che c'è e incombe, l'impoverimento delle famiglie sempre più forte, sempre più costante, i numeri dell'economia che ancora non danno, come dire, speranza per il
futuro, ma avremo modo di parlarne. Adesso andiamo all'ultima inchiesta di cui faceva riferimento il servizio che abbiamo visto prima di Rosalba Baldino, quello cioè Lande desolate. Sapete, il Tribunale della Libertà, l'abbiamo detto, ha confermato quella che era la misura nei confronti del Presidente della Regione Mario Oliverio, vale a dire l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore. E ieri sera il Presidente ha incontrato un gruppo di cittadini di San Giovanni in Fiore nella sede del Partito Democratico nella città silana. Lì ha ribadito la sua innocenza e ha sottolineato il fatto che non mollerà, cioè non si dimetterà, avendo, dice lui, dalla sua, l'appoggio dei capigruppo della maggioranza che gli hanno più volte manifestato, come dire, vicinanza. Ma vediamo, perché è un'immagine che abbiamo preso utilizzando un telefonino. Vediamo. Il 2018 per il governatore Oliverio è stato un anno assai difficile. Nonostante i guai giudiziari, però, il Presidente non molla, non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro, di rassegnare cioè le dimissioni, come chiedono le opposizioni dopo l'inchiesta della DDA di Catanzaro Lande desolate sugli appalti pilotati dalla Regione e la conferma dell'obbligo di dimora. Anzi, il governatore, indagato per abuso d'ufficio e corruzione e costretto dai giudici a rimanere a San Giovanni in Fiore, ha convocato i suoi nella sede del PD del centro silano, occasione per fare il punto su quanto fatto, ma soprattutto per ribadire la sua estraneità ai fatti. La legalità è stata la nostra bussola, la legalità è stata la bussola che ci ha guidato per una vita. Il governatore incassa il sostegno della maggioranza che lo esorta ad andare avanti, parla degli obiettivi raggiunti dalla sua amministrazione che ha tutte le intenzioni di continuare a guidare. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato un lavoro difficile, è stato un lavoro non semplice, è stato un lavoro che è stato in primo luogo improntato a bonificare le paludi, e sono diverse le paludi che noi abbiamo trovato nella vita di questa regione, a bonificare le paludi, non senza ostacoli, incomprensioni e spesso in solitudine. Poi il messaggio ai calabresi che esorta ad avere fiducia nel futuro. Ai calabresi voglio dire, state tranquilli, perché la Calabria è governata. Questo è il pensiero del governatore Mario Oliverio, che avete sentito, dice: non mollo, rimango al mio posto, nonostante ci sia la richiesta da parte delle opposizioni di chiudere questa stagione, chiudere questa legislatura e andare subito alle elezioni. Ma questo 2018 che anno è stato? Il segretario di CGIL e UIL bocciano quello che è stato fatto in questo anno, non è sufficiente, non ci sono, dicono, gli elementi di novità, tutto ciò che ci si attendeva non si è verificato. E in ultima battuta l'annosa questione dei lavoratori socialmente utili e pubblica utilità, le battaglie fatte, all'ultimo una soluzione tampone che però ancora non mette con l'anima in pace i lavoratori. Ma sentiamo. Il 2018 si chiude senza grandi novità per la Calabria e i calabresi, questo in sintesi il giudizio dei segretari regionali di CGIL e UIL, Angelo Sposato e Santo Biondo, e quest'ultimo a parlare della capacità di resilienza della nostra terra, con il pensiero rivolto alla vertenza, l'ultima in ordine di tempo dei 4.500 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Mobilitazione, sottolinea, che sta capace di riaprire nuovi spazi di manovra, ma in generale sul lavoro si sono registrate più luci che ombre, con un governo, sono parole sue, disattento verso la nostra regione, istituzioni nazionali e regionali poco presenti che costringono i calabresi ad una esistenza sospesa, una terra bistrattata che ha bisogno, urgente bisogno, di cambiare pagina. Il nuovo anno, il 2019, Angelo Sposato lo prevede complicato. Pesano molto ovviamente la manovra di bilancio, che tralascia molto le questioni del mezzogiorno, non produce effetti sulla crescita e sullo sviluppo, sugli investimenti, soprattutto in Calabria, che non può vivere solo con il reddito di cittadinanza. E inoltre c'è questa vicenda legata alle inchieste giudiziarie regionali che ovviamente vanno analizzate con quella razionalità
e con un approfondimento che, al di là della vicenda umana e personale del governatore, che avrà modo di chiarire la sua posizione con la magistratura, comunque peserà su quello che saranno i destini della regione nei prossimi mesi. Di certo il 2018 ha segnato il ritorno dei sindacati nell'agone sociale, nelle trincee delle vertenze. Dopo un lungo periodo di tiepidezza tornano di moda parole come lavoratori e diritti, tavoli in cui portare a casa il risultato, consapevolezza sembra essere la nuova tendenza. Bene, questo è il pensiero dei sindacati, facciamo un'altra parentesi, torniamo a collegarci con Gianluca Pasqua e vediamo dove adesso si è diretto con la troupe che sta raccontandoci quelle che sono le fasi di preparazione di questa manifestazione in programma questa sera a Cosenza. Gianluca? Gianluca, io ti sento. Allora, direttore... Sì, ti sento, Gian. Sì, allora eccoci, sì, siamo dovuti spostare perché ci sono le prove in corso e era impossibile avere il ritorno in cuffia. Siamo con il comandante vigili urbani Giovanni De Rose, lui che si è occupato della viabilità per questa serata importante, è l'aspetto forse più complicato. Sì, con le circolari che si sono succedute negli ultimi anni, specie a seguito dei fatti di Torino, abbiamo delle normative molto stringenti sulla questione di sicurezza e pertanto insieme al questore, ai carabinieri e sotto legge della prefettura abbiamo dovuto approntare un vero e proprio piano di sicurezza generale per l'evento di Capodanno. Allora, chi deve recarsi al concerto questa sera, che istruzioni deve seguire? Allora, intanto non potrà circolare con spray urticanti né con bottiglie di vetro o di alluminio, così come gli stessi gestori non possono vendere da asporto in simili contenitori. E poi c'è tutta la questione della viabilità, che molte zone sono interdette alla viabilità veicolare e pertanto una volta lasciato il mezzo nei pressi o comunque nelle zone più vicine dell'evento dovranno poi recarsi a piedi e saranno controllati negli appositi varchi di ingressi, perché c'è un numero massimo consentito e pertanto poi saranno anche contate man mano che entrano nell'area concerto. Abbiamo mostrato prima le vie di fuga, ricordiamo che anche le traverse di Corso Mazzini saranno inibite al passaggio. Sì, anche le traverse sono inibite al passaggio e comunque si può entrare con una sorta di prefiltraggio, poiché ci sono diciamo 3 zone. Una è l'area concerto, che è proprio quella di Piazza dei Bruzzi, che ha una sua contenuto limitato. Poi abbiamo come evento dinamico il troncone centrale di Corso Mazzini, dove le persone possono entrare ma non saranno contate, e poi c'è l'area di Piazza Bilotti, che anche lì è un'area sottoposta a regime limitativo numerico. Bene, Gianluca, e poi c'è naturalmente la possibilità di arrivare qui con dei mezzi pubblici. Sì, dimmi direttore. Allora, noi adesso ti salutiamo, poi torniamo a collegarci con te, però vogliamo ascoltare un po' delle prove del concerto, se è la possibilità di farlo, una sorta di copertina, se ti riesce naturalmente, perché adesso abbiamo... Per il momento sono soltanto prove audio, non ci sono cantanti o musicisti sul palco. Se riesci, se no va bene così. Grazie per il lavoro svolto, noi adesso vediamo lo sport, partiamo con la Serie B, l'ha ancora sconfitto il Crotone, partiamo da qui. Il Crotone dura un tempo, spinto dall'entusiasmo e dalla voglia di riscatto sorprende l'Ascoli e mette a segno un 1-2 micidiale che stordisce i bianconeri, spreca le occasioni per siglare anche il terzo gol e poi si perde nella ripresa, lasciando agli avversari iniziativa e spazi per la rimonta e il sorpasso beffardo. Le scelte di Stroppa sembrano funzionare, almeno in avvio. Con Cordaz e Stojan in tribuna, il Crotone viaggia spedito e trova subito il vantaggio. Simi si invola verso Bacci, che neutralizza la prima conclusione. L'azione prosegue e il nigeriano alla fine la mette dentro, aiutato dalle indecisioni della difesa bianconera.
I rossoblù sono padroni del campo e al secondo affondo raddoppiano. Il cross di Valietti raggiunge Firenze sul secondo palo, colpo di testa, gol ed esultanza per il centrocampista, punto fermo dell'allenatore ex Foggia. Sulle ali dell'entusiasmo i pitagorici vanno vicini al tris, prima con Nalini fermato solo da un super Bacci che devia in corner, poi tentativi a vuoto di Valietti, Barberis e Simi. Nella ripresa l'Ascoli cambia registro e mister Vivarini inserisce nuovi attori in campo. Casarini e Frattesi prendono il posto di Troiano e De Santis e la gara si riapre subito con il tiro a volo di Brosco che sorprende Festa. Da qui in poi un vero e proprio blackout per i calabresi che nei minuti finali subiscono un 2-0 micidiale, prima con Berretta, bravo a approfittare di un'incertezza difensiva e a siglare il pareggio, e poi con Ganz nell'extra time che realizza una rete pesantissima che vale 3 punti d'oro e fa piombare il Crotone al penultimo posto in classifica. Per come si era messa forse no, forse portare a casa anche un punto sarebbe stato veramente poco. E poi è chiaro che bisogna dare i meriti all'Ascoli che nei primi 15 minuti del secondo tempo con giocate diciamo forzate ci hanno messo in difficoltà, però la difficoltà ce la siamo creata da soli. Parlo del secondo e il terzo gol, anche se poi il terzo gol è molto, molto dubbio, viziato da un fallo plateale di Beretta su Vaisanen. Però al di là di questo sono molto soddisfatto per la prestazione, una squadra che ha dimostrato di essere viva nonostante una formazione forzata soprattutto nel reparto difensivo, e quindi bisogna fare anche, al di là degli errori individuali che chiaramente servono anche per crescere, parlo dei ragazzi che erano in campo, serve per crescere, quindi in un certo senso mi è piaciuto l'atteggiamento dall'inizio alla fine. Peccato che nel primo tempo ci sono state 2 o 3 situazioni dove potevamo andare veramente sul 3-4-0 e chiudere veramente la partita. E adesso vediamo invece in Serie C com'è andata partendo dalla sconfitta interna del Rende. Perde solo il Rende nell'ultima sfida dell'anno nel campionato di Serie C. I biancorossi non ce la fanno a chiudere la prima parte della stagione con un successo davanti al proprio pubblico e si arrendono alla Paganese che a Lorenzo conquista il primo successo stagionale. L'incornata di Vivacqua al 24esimo del primo tempo illude i biancorossi che prima del riposo si fanno raggiungere dalla rete degli ospiti firmata da Cappiello. Gaeta ad inizio ripresa firma il raddoppio per i campani e nonostante i tentativi di recuperare lo svantaggio, alla fine la squadra di Modesto si arrende alla quarta sconfitta interna stagionale. Quarto risultato utile consecutivo invece per la Regina che al Granillo costringe il Trapani al pari con un gol per tempo. A Redolfi risponde Corapi sul rigore, una prestazione di grande spessore per gli Amaranto che per un soffio potevano conquistare il poker di successi consecutivi. È un peccato grosso perché i ragazzi ci avevano creduto, ci avevamo creduti tutti. Adesso sono dentro gli spogliatoi che ancora rimpiangono gli ultimi minuti, però il calcio è questo. Ci teniamo stretta alla buona partita, alla buona prestazione, una prestazione di grande intensità, di grande determinazione, di grande sacrificio contro una squadra forte, lo sapevamo, abbiamo dovuto fare una partita di attesa perché comunque davanti avevamo una squadra che non è seconda per caso. 2-0 della Vibonese che chiude agevolmente la pratica Bisceglie e vola in classifica, così come il Catanzaro che fa cinquina a Potenza e riscatta il brusco stop di Trapani. Bene, questa era la parentesi del calcio, adesso torniamo a collegarci, non so se Gianluca può darci quella copertina di chiusura del nostro telegiornale oppure no. Gianluca. Allora, prove audio terminate, ma ripeto non c'erano musicisti, era solo musica per provare l'impianto, prove luci anche, si stanno effettuando anche altre prove con gli effetti. Intanto ne approfitto per dirvi cosa si terrà nelle altre piazze calabresi, a cominciare da Catanzaro dove suonerà Ambrogio Sparagna, fisarmonicista con la Taranta, e poi a Reggio Calabria ci sarà Giuliano Palma, svelato agli ultimi istanti proprio il nome del cantante
che sarà in Piazza Indipendenza Reggio Calabria. A Crotone invece, dopo l'esperienza con Roy Paci della scorsa stagione, si fa un passo indietro, si torna alla discoteca sul lungomare, questo ha organizzato l'amministrazione comunale, e di Vibo invece non abbiamo notizie su feste in piazza particolari, su eventi. Come ha detto il questore Petrocca, Cosenza sarà il centro della Calabria questa sera per salutare il 2019. Grazie Gianluca, grazie a te, grazie a Mario Scappelli per l'ottimo lavoro. Vi dico una notizia giunta in questo momento: l'antimafia, la Commissione parlamentare antimafia si occuperà dell'omicidio del fratello del pentito e il suo presidente Nicola Morra ha dichiarato adesso alle agenzie che alla seduta dedicata a questo gravissimo fatto di sangue parteciperà anche il ministro dell'Interno Salvini. È tutto, grazie, l'augurio da parte mia è di un felice anno nuovo che si aprirà tra qualche ora. Arrivederci, i nostri programmi continuano, l'informazione torna più tardi. Come anticipato nelle puntate precedenti, l'innalzamento sulla Gran Bretagna di un robusto anticiclone presente sull'Europa occidentale da diversi giorni sta favorendo la discesa lungo il bordo orientale dell'alta pressione di aria molto fredda di origine artica verso il centro-sud Italia, causando anche sulla nostra regione, nelle giornate di San Silvestro e Capodanno, un brusco calo delle temperature che risulteranno di alcuni gradi al di sotto delle medie stagionali e debole nevicate a quote collinari sui versanti orientali del Cosentino e del Crotonese. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi cielo da poco a parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici ad esclusione del Reggino, che sarà interessato da una copertura maggiore, con possibili piogge deboli nevicate su Aspromontes e Vibonesi oltre i 1000 metri, con quota neve in calo nel corso della serata nottata. Sui versanti ionici, cosentini e crotonesi, cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili piogge deboli nevicate inizialmente a quote superiori agli 800-900 metri, in calo nel corso della serata nottata fino a 500 metri. Temperatura in deciso calo. Domani al mattino cielo generalmente poco nuvoloso sui versanti tirrenici della Calabria centro-settentrionale. Sui versanti ionici, cosentini e crotonesi, cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili piogge e nevicate al di sopra dei 500-600 metri, localmente anche più in basso. Sul Reggino cielo parzialmente nuvoloso, con possibili piogge e deboli nevicate al di sopra dei 700-800 metri. Altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Dalla seconda parte della giornata deciso miglioramento ovunque. Temperature stazionarie risulteranno di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi mari molto mossi e a tratti agitati, con venti di tramontana da moderati a forti. Domani mari molto mossi e agitati, con venti di tramontana moderati e a tratti forti. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.